Con il primo allenamento, primo stage della rappresentativa Under 15, inizia una nuova avventura per la delegazione di Agrigento in preparazione del torneo Brucato. Ieri allenamento allo stadio di Ioppolo, nel piccolo campo di Ioppolo, per la rappresentativa giovanissimi, il cui selezionatore è Carmelo Giordano. Mister Giordano, come è andato il primo allenamento, le prime impressioni su questa nuova avventura? Le impressioni sono positive, le società hanno risposto presente al primo appello che ha fatto la FIGC, quindi abbiamo visionato assieme allo staff un bel po' di ragazzi, circa 25, quindi diciamo che oggi abbiamo avuto le prime buone impressioni, sono impressioni positive, diciamo che c'è un buon materiale umano su cui poter lavorare, ora bisogna monitorare e visionare i ragazzi costantemente durante i weekend nelle partite dei campionati di pertinenza e quindi dopodiché tireremo le somme su quello che sarà il gruppo che andrà ad affrontare il Brucato. Il nuovo staff dell'Under 15 è costituito anche da Saverio Guardino e il dottore Curella. Serve anche un allenatore dei portieri, a breve forse ci sarà un nuovo allenatore dei portieri, un preparatore. Sì, hai detto bene, per me il lavoro di staff è fondamentale, quindi posso contare su un'equipe di persone che comunque già hanno esperienza all'interno della federazione, hanno esperienza all'interno delle selezioni, quindi sanno un po' sanno cogliere quello che potrebbe essere il giocatore che fa caso alla causa della rappresentativa, quindi mi confronto sempre con i miei collaboratori e diciamo che stiamo ponendo le basi per creare un buon gruppo, vogliamo ben figurare, non vogliamo essere presuntuosi, però quantomeno vogliamo passare il primo turno. Agrigento merita rispetto, il territorio è composto da tantissimi ragazzini davvero interessanti, ci sono parecchie società che fanno i campionati regionali, quindi questo può essere anche un vanto per l'intera provincia, quindi bisogna lavorare, bisogna essere bravi a formare il gruppo e dopo sarà il campo il giudice.